Va bene, riprendiamo la seconda parte. Stiamo parlando di mobbing e mobbing sul luogo di lavoro. Con noi del sindacato CGIL di Rovigo la dottoressa Federica Cavallaro, che è psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Federica Franceschi, che è avvocato, appunto, si occupa degli aspetti legali. Insieme a noi anche il dottor Alessandro Ricci, che è psichiatra e che ci ha riportato un po' la sua esperienza come psichiatra attraverso i pazienti che ha conosciuto, e insieme a me a fare le domande si è aggiunta anche Nadia Lorigiola. Ciao Nadia. Ciao, ciao a tutti. Ecco, Nadia, che è una simpatizzante dell'AIDSAM di Padova. Io volevo un po' riprendere il discorso che abbiamo fatto prima sul mobbing, su questo sportello che c'è, la CGIL di Rovigo. Dottoressa Franceschi, ma allora voi non andate in causa, andate molto raramente in causa per mobbing. Come mai? Cosa succede nel vostro sportello? Ma come avevamo già anticipato nella prima parte della trasmissione, ricollegandomi a quello che aveva detto la dottoressa Cavallaro, non tutto quello che è definibile mobbing poi determina le condizioni per andare in causa. Uno va in causa, cioè una persona, un soggetto va in causa, ha un interesse per andare in causa nel momento in cui deve rivendicare una condizione di diritto, una violazione, e di conseguenza l'unica cosa che ci possa condurre a istituire e predisporre una causa è che ci sia la sussistenza di un danno. Cioè tutto quello che si diceva prima, il danno psicologico prodotto al lavoratore, deve trasformarsi in un danno che abbia, scusate la brutalità, però un danno di rilevanza economica, quindi debba essere traducibile in un danno economico, debba essere quantificato in un danno economico. Quindi il fenomeno del mobbing, perché ritorniamo su un concetto fondamentale, che il mobbing non è normativamente regolamentato, noi lo tuteliamo, lo evidenziamo sulla base di strumenti giuridici che abbiamo, ma che non parlano di mobbing, parlano di persecuzione, di violazione, di danno morale, di danno esistenziale, e quindi ci riconducono al risarcimento per danno. Quindi nel momento in cui abbiamo questa condizione, per cui stiamo parlando di una persona che ha subito un danno quantificabile, possiamo parlare possiamo pensare di istruire una causa. Come potrebbe essere istruire una causa per una condotta del datore di lavoro, una condotta che si è estrinsecata con una procedura disciplinare, che in realtà in sé abbia invece possa essere valutata in senso discriminatorio, vessatorio, persecutorio nei confronti della persona, per cui c'è l'infondatezza del fatto disciplinare contestato. Quindi noi ci dobbiamo attaccare a quello che giuridicamente e contrattualmente esiste. Quando dico che non portiamo in causa il mobbing, perché il mobbing di per sé non è sostenibile e in causa, è tutta la fenomenologia del mobbing che abbia rilevanza giuridica che è sostenibile in causa. Poi dicevo così tra di noi durante la pausa che lo scopo del sindacato non è quello di portare una situazione in causa. Lo scopo del sindacato è quella di non solo di contrattare migliori condizioni di lavoro, ma rendere efficace ed effettivo tutto quello che l'insieme delle fonti del nostro ordinamento che parlano di diritto del lavoro e di diritto al lavoro hanno come principio fondamentale. Quindi per noi la cura del lavoratore all'interno del proprio posto di lavoro e l'attenzione ai lavoratori all'interno dei loro posti di lavoro rappresenta la missione, il nostro codice di azione principale. È chiaro che andare in giudizio è l'estrema ratio. Quindi nel momento in cui una persona si rivolge al sindacato, cerchiamo prima di tutto di comprendere la situazione, la dinamica soggettiva e oggettiva, come dicevamo prima, e in base poi a quelle che sono anche le azioni che il lavoratore consente di attuare, ci muoviamo nei confronti del datore di lavoro, perché come abbiamo anticipato nella prima fase, non sempre il mobbing è datore di lavoro, lavoratore, ma è una situazione che si ingenera all'interno dell'ambiente di lavoro, per cui può riguardare anche il rapporto con i colleghi, e qui le azioni chiaramente si complicano, nel senso che quello a cui dobbiamo mirare è in generare un clima ambientale favorevole e che consentano di superare
la situazione di stress a cui un lavoratore può essere sottoposto per dinamiche relazionali, professionali all'interno del proprio ambiente di lavoro. Ho capito. Nadia, se volevi intervenire anche tu. Sì, certo, volevo porre una domanda appunto all'avvocato Franceschi. Si sente bene? Sì, si sente, si Sì, sente. ok. Sì, la domanda è questa. Allora, il mobbing è sicuramente una pratica che toglie risorse, fa perdere tempo ed energie all'interno di un ambiente di lavoro. Quindi sarebbe ragionevole aspettarsi che sia nell'interesse del datore di lavoro e di chi comunque organizza la produzione evitare al massimo situazioni di mobbing. Quindi la domanda è: le imprese se ne preoccupano, fanno qualcosa? E in concreto come si può prevenire una situazione di mobbing? Cioè, quale organizzazione del lavoro secondo lei può garantire meglio il lavoratore dal mobbing? Sì, una precisazione per chi ci ascolta da casa: io sono segretario della FILTEM di Rovigo, Certo, sì. non esercito la professione, Sì. ho seguito l'ufficio legale, però insomma oggi Ok. faccio la sindacalista pura. Guardi, la domanda che lei pone richiede una valutazione rispetto anche a quello che è il tessuto industriale, imprenditoriale che rappresenta il territorio. Guardiamolo nazionale, guardiamolo soprattutto eventualmente regionale o provinciale. Noi abbiamo una diversificazione, abbiamo piccole realtà e grandi realtà, quindi diciamo che le piccole realtà risentono di quello che è il rapporto, chiamiamolo padronale, cioè il rapporto diretto col titolare, e questo ha i suoi pregi e i suoi difetti. Penso che i professionisti della mente mi possano sostenere in questo ragionamento, nel senso che i pregi e i difetti vuol dire un rapporto diretto, sia nel bene che nel male, molto più difficile da calare in una dimensione meramente contrattuale. Differente invece sono le grandi realtà, quindi sto parlando delle multinazionali o realtà imprenditoriali complesse, dove all'interno esiste un codice etico. Quindi esistono strumenti che non sono di natura legislativa, sono di natura normativa e anche contrattata alle volte, in cui si evidenziano quelli che possono essere le accortezze, le procedure di controllo che un'azienda mette in atto per verificare che cosa. Cioè noi non possiamo dire quali sono gli strumenti per evitare il mobbing. Come dicevamo prima, e come abbiamo detto con Federica, molto spesso la maggior parte del nostro confronto era la percezione che già avevamo se potesse prevalere una condizione soggettiva o se effettivamente a livello oggettivo ci fossero degli elementi che ci facevano ricondurre alla fenomenologia del mobbing. Quindi diciamo che l'orientamento delle aziende, quelle più strutturate, e in questo ci aiuta anche il testo unico sulla sicurezza, salute e sicurezza, che non riguarda esclusivamente l'ambiente fisico ma anche il clima ambientale, mappare quelle che possono essere situazioni di conflitto tra dipendenti, valutare quelle che sono anche le procedure organizzative che non generino conflitto, e uno studio magari può essere un mero questionario oppure procedure di valutazione che verifichino anche il senso di apprezzamento che la persona ha all'interno del proprio ambiente di lavoro. Alcune realtà molto importanti somministrano ai propri dipendenti questi tipi di questionari. Poi come vengano valutati, chi controlla il controllore, cioè è capire poi come possano essere indirizzati. È chiaro che se sono dei questionari che hanno un indice di valutazione, determinano quelle che è la percezione del clima ambientale da parte dei dipendenti, e molto spesso alcune aziende con cui ho avuto modo in questo periodo di interfacciarmi mettono in atto delle politiche di recupero di determinate condizioni, almeno che non ci sia l'assoluta oggettivizzazione e indifferenza rispetto a quelli che possono essere le considerazioni e le lamentele dei singoli, perché poi il rischio è che venga banalizzata la condizione del singolo rispetto all'insieme. Ho capito. Quindi, se ho capito bene, sono più le grandi aziende che
appaiono più sensibili o comunque più disponibili a questo Lo tipo devono di... fare, hanno un codice etico. Certo, grazie. Grazie mille. Mentre riprendere questo discorso, nelle piccole aziende dipende da come ti capita, insomma, puoi avere un capo che è capace di creare un clima giusto all'interno dell'impresa e poi non averlo. È questo, insomma, quello che è la vostra esperienza? Può capitare. Può capitare, posso intervenire io su Sì, sì, questo. certo, certo. Rispetto alle piccole aziende, forse tornando a quello che diceva il dottor Ricci prima, è un fenomeno che ha una sua gradualità ed è un fenomeno anche sociale, perché comunque se parliamo di piccole imprese, piccole realtà produttive, per esempio un aspetto che risulta non così infrequente è che magari si stabiliscono inizialmente dei rapporti di lavoro che diventano anche dei rapporti quasi, se vogliamo, amicali, quasi di famiglia, con delle vicinanze, con delle disponibilità che vanno ben oltre a quello che magari di fatto è regolamentato dal proprio contratto, dal proprio mansionario, da quello che erano gli accordi iniziali, e che questa cosa poi nel proseguire del tempo e degli anni potrebbe subire delle modifiche, perché l'azienda stessa potrebbe attraversare delle difficoltà, perché la piccola realtà dove si sta lavorando potrebbe subire dei cambiamenti. Ecco che allora questi equilibri nati in maniera anche un po', se vogliamo, balenga, risultano poi subito disturbanti, e quindi ciò che andava bene prima non va più bene dopo. Questo da entrambe le parti, E questa è un'area grigia dove poi ci troviamo anche un po' a lavorare a volte. Ecco perché prima si diceva, prima di ricorrere a un giudice, si cerca sempre di capire bene com'è il clima, com'è l'ambiente, come sono i rapporti tra le persone, come sono avvenuti nel tempo, come si è costruito nel tempo il rapporto tra le persone, tra il datore di lavoro e il lavoratore, proprio perché poi quello che può succedere anche con una certa gradualità è quello di cui si parlava prima, insomma. Quindi la piccola realtà produttiva, a mio avviso, comunque da quella che è l'esperienza avuta anche all'interno del sindacato e del territorio, patisce anche un po' di questo. Ma per caso vi è mai capitato che fosse un imprenditore che si rivolge al vostro sportello per aiutarlo a risolvere una situazione di difficoltà con i lavoratori, visto che c'è questa... Non vi è mai capitato? Diciamo che ci è capitato di coinvolgere il datore di lavoro, l'imprenditore, il responsabile, per cercare di capire, di valutare assieme le dinamiche, i comportamenti, gli eventi accaduti, proprio in un'ottica anche di confronto rispetto a questo. Questo è capitato anche, insomma, più volte, ed è nello spirito anche un po' dell'istituzione fare questo, cioè riuscire ad aprire sempre un tavolo di confronto rispetto a quello che sta accadendo. Sì, posso chiedere una cosa, collegandomi appunto alla risposta che ha dato la dottoressa, ma rivolgo questa domanda a chi vuole rispondere. Cioè, in pratica, che consigli potete dare a un lavoratore che sta subendo mobbing? Cioè, cosa può fare? È utile parlarne con chi? Come? Consigli da poter dare a un lavoratore che ritiene di subire questa situazione di mobbing? È possibile dare qualche consiglio? Se posso rispondere, diciamo in linea generale, i consigli che io do sono di rivolgersi in primis al proprio sindacato se il lavoratore ha comunque un retroterra di questo genere. Nei casi particolarmente gravi di chiedere una consulenza legale. E vi dico una cosa che forse sembrerà strana, in molti casi io ho dovuto come medico interrompere la serie negativa, per così dire, imponendo in qualche modo, con una forma ovviamente del tutto morbida e del tutto, come dire, solidale, ma imponendo il mio potere di medico nel
prescrivere periodi anche lunghi di malattia. Questa sembra una cosa un po' strana, ma questa è un'altra delle cose che testimoniano l'ambiguità di questo fenomeno, per cui in realtà siccome l'effetto finale o uno degli effetti finali più correnti, più frequenti è quello che al lavoratore che subisce mobbing diventa praticamente impossibile ritornare in breve nell'ambiente di lavoro. Contemporaneamente la stessa persona è sottoposta a pressioni, soprattutto dai familiari, per esempio, e al timore di critiche da parte di colleghi, da parte di amici, da parte di conoscenti a cui lui eventualmente si è rivolto, per cui da una parte non ce la fa a tornare sul lavoro, dall'altra soffre perché questo, tra virgolette, non tornare al lavoro potrebbe essere scambiato per assenteismo o peggio ancora. E quindi io a quel punto dico: guardi, io vedo che lei sta male e quindi devo fare il mio dovere di medico e le prescrivo di rimanere a casa, diciamo, dal lavoro con un periodo di malattia. In alcuni casi ho fatto fatica e questo non è andato a buon fine la prima volta, ho dovuto insistere. Confermo, solamente in un caso che io ricordi, e parliamo di parecchi pazienti comunque, solamente in un caso il lavoratore ha diciamo, avuto accesso cioè diciamo, è stato consigliato dal suo legale di entrare in causa. Si trattava di un dirigente medico di altissimo livello, quindi probabilmente dipende anche da questo, ma in tutti gli altri casi, mi dispiace dirlo, ma in tutti gli altri casi le persone o hanno cambiato lavoro o si sono licenziate praticamente, quindi non c'è stato probabilmente erano casi particolarmente cronicizzati o forse, che ne so, non saprei dire, ma diciamo per persone che hanno avuto l'impressione di trovare finalmente un po' di pace e forse anche un po' di salvezza andandosene dall'ambiente, diciamo, negativo o peggio, dico peggio, del loro ambiente di lavoro, in sostanza. No, mi piacerebbe approfondire la questione, ma non so se ci sarà il tempo, del cosiddetto mobbing orizzontale, cioè quando, no? Cioè, in realtà i casi più frequenti sono di molestie che provengono dall'alto, ma in un paio di casi che ricordo si trattava di uno degli effetti, diciamo, di un mobbing personale è stato quello di aumentare a dismisura all'interno dell'ambiente di lavoro, concordo soprattutto nelle aziende piccole e medie, di aumentare a dismisura la conflittualità con i colleghi, i quali colleghi quasi sempre temono, diciamo, ritorsioni o comunque fanno molta fatica a dare solidarietà alla persona mobilizzata, come anche spesso fanno fatica i familiari. Anche questo è un lato particolarmente difficile della questione. Sentiamo anche la dottoressa Franceschi e la dottoressa Cavallaro se vogliono intervenire su questa domanda di Nadia. Sì, il professor Riccia ha dato poi degli spunti molto importanti, nel senso quando parla della malattia e quando parla della solidarietà tra colleghi, e lascio stare l'ambiente familiare perché lì effettivamente si rientra poi nella sfera soggettiva e psicologica della persona, però rimanendo sui due concetti, malattia e solidarietà dei colleghi, perché sono utili, diciamo così. La malattia rappresenta la fase anche di decompressione della persona, per cui da un punto di vista medico, diciamo così, però da un punto di vista meramente giuridico e contrattuale è la dimostrazione del danno.
Per cui anche cosa deve fare un lavoratore che si sente mobbizzato? Oltre ad affidarsi a dei professionisti, tra virgolette, insomma, che riescano a capire se si possa configurare il mobbing, deve anche affidarsi a dei professionisti che lo aiutino eventualmente a costruire quello che poi sono gli elementi che ci permetterebbero eventualmente in causa di parlare di comportamenti vessatori, perché poi la definizione è comportamento vessatorio, mobbing si fa fatica anche in un testo, in un atto ad evidenziarlo, lo metti tra parentesi. Quindi la malattia è l'elemento probatorio, diciamo così, del danno, perché tu hai bisogno di un periodo di malattia per recuperare le tue energie perse, il tuo equilibrio psichico perso. Non è detto che più è lungo il periodo, più grande sia il risarcimento, perché poi tutta l'aspetto medico che segue il periodo di malattia deve essere supportato e affiancato da degli specialisti, quindi psichiatri, psicologi, che disegnino anche il perimetro dello stato depressivo, ansiotico, emotivo della persona, riconducibili però a quelle che sono a quello che è il clima ambientale, il clima aziendale e le azioni che ha subito. Quindi la malattia, da un punto di vista clinico, è lo strumento per permettere alla persona di respirare, da un punto di vista contrattuale e giuridico è la prova che io sono in una situazione di disagio e quindi posso già configurare eventualmente un danno. Chiaro che il medico deve poi stabilire che il periodo di malattia è dettato da stress correlato, quindi vuol dire che noi stiamo individuando una situazione patologica legata alle condizioni di lavoro. Ed è uno degli elementi più importanti. Per quanto riguarda il sostegno da parte dei colleghi, vuol dire che tu devi comunque, sei consapevole di un ambiente ostile, ma devi fare in modo che, una volta recuperate le tue energie, ritornare in quell'ambiente ostile e eventualmente individuare e recuperare quelle che sono le prove del comportamento adottato o il datore di lavoro o dai colleghi. Perché come dicevamo prima il bossing che sia in senso verticale ma anche in senso orizzontale. Di pari grado un po' più difficile, ci sono sempre ruoli inferiori ma di cui uno comunque è responsabile rispetto all'altro. E bisogna provare anche a livello documentale quelle che sono le condotte. Molto spesso il mobbing si configura come un demansionamento, cioè progressivamente io ti privo di quelle che sono della tua operatività quotidiana e magari di quelli che sono gli elementi importanti della tua professionalità. Il demansionamento è una violazione contrattuale che ci aiuta a configurare quella che potrebbe essere la fenomenologia del mobbing, ma devo individuare, la legge ogni tanto non ci aiuta, nel senso che anche il demansionamento dal 2015 in avanti è stato abbastanza circoscritto, nel senso che prima era una privazione delle proprie abilità professionali, oggi è molto più legata a quella che è la declaratoria dei contratti. Per cui posso avere anche un cambio di mansione che mi sia profilato in pari grado e nonostante la nuova mansione abbia un carattere professionale, ma non da declaratoria contrattuale, ma quello che effettivamente io facevo, appunto vado in peggio rispetto a prima, non sempre è facile provare il demansionamento, però anche il demansionamento è un elemento che ci aiuta e ci supporta nella definizione di una causa per supposto mobbing. Per quello, professore, che probabilmente molti sono stati disincentivati perché mancava tutta la costruzione anche contrattuale e giuridica che ci permette poi di provare quello che è il danno, perché noi davanti, come dicevo all'inizio, noi davanti al giudice andiamo rivendicando un danno. Quindi noi aiutiamo le persone sia nella fase del supporto psicologico, la malattia diventa uno strumento riabilitativo, ma per noi diventa anche uno strumento di rivendicazione di un danno. Sì, volevo aggiungere una cosa, visto che comunque siamo su un piano divulgativo. Per capirci, in parallelo con questa cosa del demansionamento, che è quella più, diciamo, frequente, esiste anche la possibilità, io ne ho ricordo addirittura in un paio di situazioni, diciamo, abbastanza paradossali,
in cui il demansionamento consiste, come diceva anche il vecchio proverbio, in una finta promozione ad un livello superiore, ma con compiti rilevanti e spesso inutili e quindi profondamente avvilenti. Ne approfitto per dire che noi adesso facciamo riferimento, visto che abbiamo qui con noi un rappresentante della CGIL, facciamo riferimento, credo, prevalentemente all'industria privata. Posso dire della mia esperienza che in realtà il fenomeno è onnipresente, non è solamente nel settore privato ma anche nel settore pubblico, anzi, chi lo sa, avrei anche forse qualche dubbio. Non è un segreto che molte pubbliche amministrazioni, in molte pubbliche amministrazioni, il mobbing rappresenti frequentemente la possibilità di spostare, diciamo, lavoratori come pedine all'interno di un gioco complesso secondo convenienze che spesso sono amministrative, ma spesso anche non lo sono. Quindi, insomma, ecco, volevo allargare un pochino, diciamo, dire a chi ci ascolta che il mobbing è onnipresente. Concordiamo su questo. Ci spiace che magari la nomea possa essere quella dell'azienda privata, ma posso garantire che per esperienza personale ci sono capitati molti funzionari pubblici o dirigenti anche, Dirigenti, certo, di insomma, enti o che rientravano all'interno di quella che è la categoria della funzione pubblica. Poi soprattutto nel corso degli ultimi, almeno io posso fare riferimento agli ultimi 10 anni, ci sono state grandi rivoluzioni all'interno delle anche organizzazioni per quanto riguarda la pubblica amministrazione, anche se pensiamo allo smantellamento e alle modifiche che hanno avuto le nostre aziende sanitarie nel Veneto, così come smantellamento di province in funzione di trasportare tutto sulle regioni e la decentralizzazione e viceversa, quindi credo o anche con le compartecipate pubbliche hanno i loro problemi a riguardo. proprio. Va bene, sentite, io farei la seconda pausa di questa trasmissione, mi sembra che stanno emergendo degli argomenti molto interessanti e ci vediamo dopo la pausa musicale, grazie.